Salve a tutti, in questo video vi parlerò di quella che si può definire l'opposizione esterna all'Austria, vale a dire di tutti quei veneti che appunto lasciano il loro paese per combattere come volontari nelle guerre di indipendenza nazionale del 1859, nel 60 con Garibaldi e nel 1866. Quindi tutti veneti appunto che abbandonano la loro terra nella speranza di rientrare comunque come vincitori e come liberatori. Si tratta di giovani, a volte giovanissimi, cioè ragazzi anche di 15-16 anni. Basta pensare che il più giovane garibaldino dei Mille è Giuseppe Marchetti, che all'epoca di Chioggia, che all'epoca aveva addirittura 12 anni. Conosciamo anche alcune cifre per quanto riguarda il 1859, il 1860, anche il 66. Ad esempio nel 1859 sappiamo che all'inizio, appunto al momento dello scoppio della seconda guerra di indipendenza, i veneti che si arruolano nell'esercito piemontese sono 471, quelli che si arruolano nei cacciatori delle Alpi sono 124. I numeri sembrano esigui, ma bisogna considerare l'enorme difficoltà da parte dei Veneti, appunto all'inizio della campagna militare, per raggiungere il Piemonte. Tanto che queste cifre aumenteranno dopo la liberazione della Lombardia e la liberazione della Romagna, quando è meno complicato attraversare il confine. E difatti troviamo, in base ai dati forniti dai vari comitati di emigrazione e di arruolamento che si costituiscono appunto in questo periodo, coordinati dal Comitato Politico Centrale Veneto di Torino, troviamo che sono ben 15.000 veneti che poi attraversano appunto il confine tra la fine del 1859 e il 1860 e oltre 5.000 poi raggiungeranno Garibaldi in Sicilia. Mentre per quanto riguarda la terza guerra di indipendenza, su 38.000 volontari a seguito di Garibaldi, 2/3, secondo i dati forniti da Carlo Tivadoni, 2/3 degli arruolati sono veneti. Ho parlato prima del fatto che all'inizio le cifre degli emigrati veneti sono inferiori, ad esempio, rispetto ai loro colleghi lombardi. E questo perché è più difficile, partendo dal Veneto, riuscire a raggiungere il Piemonte. I percorsi sono sostanzialmente due. Uno consiste nel, partendo dal Veneto, attraversare diciamo, i monti del Trentino e dell'Alto Adige, passare per la Svizzera e dalla Svizzera appunto scendere in Piemonte. Un altro percorso invece consiste nel passare dal Veneto in Lombardia e dalla Lombardia attraversare appunto il fiume Mincio ed approdare in Piemonte. Oppure l'altro percorso alternativo è quello che da Padova passa da Padova ad Adria e a Ferrara, quindi che segue la linea del Po. Queste sono appunto le vie di fuga, le vie di migrazione e si costituiscono lungo questi tragitti anche dei comitati sia interni che esterni al Veneto allo scopo di aiutare gli emigrati. Quindi abbiamo comitati interni che devono indicare agli emigrati il tragitto da seguire, gli alloggi in cui potersi riposare e mangiare, o anche le guide e i barcaioli che poi li possono traghettare al di là dei fiumi o al di là dei monti. E poi vi sono dei comitati di frontiera come ad esempio a Ferrara e a Brescia che accolgono gli emigrati una volta arrivati, appunto li fanno riposare, li rifocillano e poi li mandano nei depositi di arruolamento. Però nonostante questi aiuti, fuggire dal Veneto è una cosa piuttosto complicata e difficoltosa a causa ovviamente della stretta sorveglianza dei gendarmi austriaci lungo i confini, ma anche a causa proprio della lunghezza delle marce, delle difficoltà, della fatica, anche dell'atteggiamento, insomma, non sempre molto onesto sia delle guide sia dei barcaioli che in un modo o nell'altro cercano di approfittare degli emigrati. Si possono fare alcuni esempi, alcune descrizioni di questi percorsi difficili di emigrazione. Ad esempio,
Ippolito Nievo nel maggio del 1859 appunto parte da Milano per giungere a Torino attraverso il percorso attraverso la Svizzera definisce questo suo, per arruolarsi poi nei cacciatori delle Arpi, definisce questo suo viaggio in una lettera che scrive all'amica Bicegobio disastrosissimo e precipitoso. Una volta giunto in Svizzera, appunto, scrive anche in maniera un po' ironica, descrivendo una parte del suo viaggio. Ringrazio il Signore che fece concepire a mia madre un figliuol maschio e così fece impossibile che trovandomi io in stato interessante nella dirigenza da Como a qui, partorissi qualcosa di neutro per le ineffabili scombussolate di un perfido legno di giunta. La fatica del viaggio è così pesante che della comitiva del gruppo di 12 persone di cui appunto fa parte Nievo, solo lui riesce dalla Svizzera, poi riesce ad arrivare a destinazione a Torino. Dopo scrive 28 ore di cammino e 7 di carrozza non mai interrotte. Un altro percorso che si rivela difficoltoso è quello che porta Giuseppe Zolli, veneziano, e poi uno dei 1000, da Padova appunto anch'esso in Piemonte. E anche Zolli segue il percorso che appunto prevedeva il passaggio prima in Svizzera, però proprio nel momento appunto nel tentare questo passaggio verso la Svizzera, lui e i suoi compagni di viaggio si trovano circondati dai gendarmi austriaci e le guide che li accompagnano per diciamo trarli in salvo li costringono, cioè li ricattano, li costringono a cedere loro i soldi, non soltanto i soldi, anche gli oggetti di valore, ma addirittura i loro stessi vestiti, come racconta Zolli nelle memorie. E questo perché appunto le guide spesso erano dei contrabbandieri che erano sì esperti magari degli sentieri di montagna più sconosciuti, però non andavano tanto per il sottile poi quando si trattava di spillare soldi agli emigrati. C'è qualcuno che viene arrestato lungo il percorso, capita ad esempio al vicentino Luigi Cavalli, che nel suo primo tentativo di oltrepassare il confine, lui parte da Padova, passa in Lombardia, viene arrestato a Pavia, rinchiuso per alcuni giorni nelle carceri di Santa Margherita a Milano e poi ricondotto a casa a Vicenza, posto sotto sorveglianza. Soltanto questo nell'aprile del 1859, quindi prima dello scoppio della seconda guerra d'indipendenza, quando è ancora più difficile attraversare il confine. In novembre, quando diventa più semplice, Cavalli finalmente riesce ad oltrepassare il confine e riesce appunto a raggiungere Modena. Altri veneti riescono con successo ad attraversare il Po, seguendo appunto la linea del Po, ad esempio è il caso del bassanese Marco Melchiorazzo che parte da Venezia con alcuni compagni, riesce ad oltrepassare il Po, ma una volta arrivato a Modena cosa succede? Lui e i suoi compagni vengono arrestati perché scambiati per spie austriache. E quindi poi da Modena vengono condotti a Reggio, poi insomma in altre cittadine, complessivamente fanno una ventina di giorni di carcere prima di essere posti in libertà. Alcuni inconvenienti di viaggio capitano anche a Giuseppe Silvestrello, vicentino, che emigra nel 1866 per partecipare alla terza guerra d'indipendenza. Parte da Vicenza e giunge a Ferrara dopo 8 giorni, dopo un percorso che definisce molto faticoso, molto duro, tanto che alcuni suoi compagni di viaggio decidono appunto a un certo punto di tornare indietro. Lui persiste, però in un determinato momento lui e gli altri rimanenti compagni di viaggio si trovano fermi, intrappolati, bloccati diciamo in un'isoletta nel bel mezzo del Po perché senza cibo, senza né acqua, perché i barcaioli sostanzialmente li ricattano chiedendo una maggiore quantità di denaro per portarli appunto nell'altra sponda, tanto che alla fine uno dei compagni di Silvestrello minaccia uno di questi barcaioli con un coltello e in questo modo riescono ad arrivare dall'altra parte del fiume. Questi giovani appunto che emigrano, che poi si arruolano per partecipare alle guerre di indipendenza, nella maggior parte dei casi non hanno nessuna esperienza militare e quindi si trovano a dover affrontare anche tutte le difficoltà
di una guerra. Nelle memorie garibaldine si trovano i riferimenti alla durezza delle campagne militari, ad esempio alla cronica mancanza di un adeguato equipaggiamento ed armamento, alla scarsità del cibo, alla fatica delle marce, anche alla presenza a volte di diciamo compagni che non sono proprio dei stinchi di santo, quindi non particolarmente disciplinati, oppure truffatori o ladri, quindi c'è anche questo aspetto. Però quello che emerge di meno, ma che però si può trovare presente, è il vero volto della guerra. Noi siamo abituati a considerare la crudezza soprattutto delle due guerre mondiali per l'ampiezza, insomma, per i milioni di morti, sia tra civili e militari, e anche l'utilizzo di nuove armi che hanno una capacità distruttiva che prima era impensabile. Però neanche le guerre dell'Ottocento erano proprio diciamo delle passeggiate. Ad esempio nelle memorie garibaldine si possono trovare descrizioni di alcuni scontri particolarmente cruenti, ad esempio la battaglia di Milazzo del luglio del 1860. Bandi, ad esempio, ricorda l'immagine di due volontari uccisi dalle schegge di una palla di cannone con le gambe completamente squarciate, tanto da lasciare intravedere le ossa, un altro con una borraccia conficcata nel ventre aperto, oppure altri colpiti alla testa, quindi con i pezzi di cervello magari accanto ai corpi dei compagni. Quindi immagini anche un po' macabre. Altrettanto sanguinoso il combattimento del 1° ottobre al Volturno, come ricorda Gustavo Uzzielli. Scrive Uzzielli: qualche giorno dopo, con alcuni compagni, percorsi il campo di battaglia. Orribile spettacolo, fin dall'alba numerosi soldati erano occupati a seppellire i morti, ma lo avevano fatto malamente e in furia, per cui si vedevano parti di cadavere, soprattutto braccia e gambe, emergere dal suolo. Non so se quello spettacolo destasse in me maggiore o minore orrore di quello della strage di Milazzo, dopo le cannonate che ci obbligarono a calpestare morti e feriti. E a colpire a volte sono anche proprio le condizioni dei feriti. Bandi, a sua volta ferito nella battaglia di Calatafimi, si trova trasportato nel convento di San Michele. Qui descrive un giovane mantovano che si era semplicemente rotto una gamba, però viene curato malamente, ha a disposizione un vecchio diciamo medico siciliano e 2 giovani studenti dell'Università di Padova, per cui la gamba va in cancrena, poi si rompe un'arteria, cercano di bloccare il sangue con un'anilla d'argento, fanno peggio, tanto che alla fine sono costretti a somministrare dell'oppio a questo povero, diciamo, disgraziato per accelerarne la morte. Anche Eugenio Checchi, nel descrivere appunto la campagna militare del 1866, in particolare la battaglia di Bezzecca, descrive la battaglia sottolineando diciamo che nonostante diciamo, le urla, le fucilate, il cozzo delle baionette, la battaglia di per sé poteva avere una certa attrattiva, c'era la foga di combattere, c'erano gli episodi di valore, il correre di qua e di là, quella che definisce la barbara voluttà del ferire o dell'uccidere, ma osserva Checchi di quanto terrore l'anima è invaso quando, svampati codesti entusiasmi, vediamo da vicino cosa è una strage. Infatti poi nella chiesa di Tiarno, adibita ad ospedale, lui descrive la scena dei feriti, dice che si sentono grida, lamentazioni, imprecazioni, pozze di sangue ovunque, arti amputati, volti sfigurati, tanto che scrive Checchi: io ritengo per una favola che Napoleone III rimanesse così atterrito quando alla sera, dopo la battaglia di Solferino, visitò il campo insanguinato, che si affrettò a stipulare la pace. Ma io vi confesso che in codesto memorabile giorno del 21 luglio 1866 ci ripensai e mi parve che codesta spiegazione del mistero di Villafranca potesse essere plausibile. Si riferisce appunto a quelle ipotesi che già giravano appunto all'epoca, che Napoleone avesse posto fine alla seconda guerra d'indipendenza a causa proprio della strage di soldati a Solferino e a San Martino. Sta di fatto che proprio in seguito allo spettacolo di queste stragi, lo svizzero Henri Dunant scrive il libro Un souvenir de Solferino nel 1862, da cui poi nascerà l'idea di costituire il Comitato Internazionale della Croce Rossa e nel 1864 verrà ratificata anche la prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti in guerra.
Quindi questi volontari, dopo aver affrontato la prova del fuoco, non riescono, non tornano però liberatori e vincitori come speravano in Veneto, ma sono costretti per altri anni a rimanere a vivere una vita d'esilio. Allora, alcuni di questi veneti possono contare sul sostegno economico della famiglia, magari sono studenti e ne approfittano per terminare gli studi, per laurearsi, altri magari sono, non so, operai, piccoli artigiani, riescono a vivere della propria professione, alcuni riescono anche ad arrivare a dei livelli importanti nell'ambito della vita civile o politica del Piemonte prima, del Regno d'Italia dopo. Cito tra i tanti Sebastiano Tecchio, vicentino, emigrato già nel 1840, dopo il 1848, che arriva addirittura ad essere vicepresidente e poi presidente della Camera dei Deputati, oltre che presidente del Comitato Politico Centrale Veneto, consigliere comunale di Torino. Però nella maggior parte dei casi i veneti si trovano, una volta concluse queste campagne militari, si trovano effettivamente in forti difficoltà economiche, senza un lavoro oppure costretti dai lavori molto umili come operai nei cantieri ferroviari, stradali, di traforo, negli arsenali del Regno, addirittura nelle miniere in Sardegna. Pochissimi, solo i più fortunati, riescono a trovare un lavoro come insegnanti o come impiegati. Altri sono costretti ad arruolarsi nell'esercito, altri devono vivere del sussidio che viene fornito dal governo, ma chi ha il sussidio deve vivere confinato in appositi depositi che vengono una sorta di centri di accoglienza per emigrati. Chiedendo magari anche il sostegno dei vari comitati di immigrazione che si costituiscono già a partire dal 1859 in varie città italiane, che sono coordinati, come abbiamo detto prima, dal Comitato Politico Centrale Veneto di Torino, guidato da Alberto Cavalletto. Ad esempio, due membri del Comitato di Milano nel 1800, che sono Antonio Coitz e Tommaso Luciani, nel 1862 vanno a visitare quello che definiscono l'accantonamento degli emigrati a Monza e lo descrivono in questo modo. Il locale è in aperta campagna in posizione molto salutare. Sono 134 gli emigrati qui ricoverati, parte venuti da Barlassina, parte mandati da Milano. Ma che volete? Mettete appena dentro il piede che vi si stringe il cuore dalla pietà. L'accantonamento vi dà l'idea di un carcere o di un ospitale, o se volete meglio di questo e di quello. Quivi la gioventù si sciupa e si corrompe fino al midollo nell'ozio. In 134 solo 15 hanno trovato lavoro e anche questi non senza attirarsi l'odio degli artieri del paese, i quali vanno gridando essere venuti gli emigrati veneti a levar loro il pane di bocca. Tra i poveri ricoverati ve ne sono ancora di buoni e tra questi alcuni che portano sul loro corpo onorate ferite. Quindi anche chi appunto ha combattuto per la patria, magari è ferito, malato, si trova a dover vivere tra gli stenti, se trova un lavoro viene guardato malamente dagli abitanti del luogo, molti emigrati vengono poi considerati dei vagabondi, degli oziosi, dei rissosi. E questo perché effettivamente anche i giovani che magari erano partiti pieni di entusiasmo, di ideali politici e di ideali nazionali, lasciati poi nell'inattività e nell'ozio per tanto tempo, finiscono per darsi al vino, quindi per ubriacarsi, per venire alle mani tra di loro, per essere quindi protagonisti anche di episodi di rissa o darsi al gioco d'azzardo. Ad esempio il rodigino Ferdinando Zago Crovato, uno dei 1000, nel 1864 viene trovato morto in un campo vicino a Cagliari dopo essersi ubriacato con alcuni amici in una vettura, quindi ci sono anche i cosiddetti eroi dei 1000 che finiscono in alcuni casi per fare una brutta fine. Quelli dei 1000 hanno la fortuna rispetto agli altri di ricevere un sussidio maggiore già nel 1862, poi nel 65 un sussidio vero e proprio di 1000 lire annue. Quindi non bisogna considerare, cioè sottovalutare anche le difficili condizioni di vita in cui si trovano a vivere coloro che hanno poi rischiato la vita per la patria. Concludo con l'esempio di Giuseppe Zolli che ha parlato delle sue condizioni di vita nelle sue memorie. Giuseppe Zolli è veneziano, già arruolato nel 1859, segue Garibaldi in Sicilia nel 1860, si laurea in matematica a Napoli,
Si trasferisce a Milano per, diciamo, attratto da una bella donna, però qua nel giro di 2 mesi fa fuori tutte le sue riserve economiche, prestando a destra e a manca o sprecando comunque di qua e di là. La madre non può aiutarlo perché ha già un altro figlio da mantenere gli studi e quindi Zoldi si trasferisce a Torino, qui vive un po', vivacchia per così dire, scrivendo qualche poesia d'occasione o qualche articolo per i giornali, però dice lui stesso che passava anche intere giornate senza toccare cibo. O magari riusciva a campare con un po' di caffè, di latte o di rum che si faceva offrire da qualche altro emigrato al caffè nazionale. Spesso e volentieri era costretto a passare la notte su una sedia, su un canapè, e anche se aveva la fortuna di magari trovare una stanza, la doveva condividere con un'altra decina di emigrati, ma in altre circostanze era costretto diciamo, a dormire al ghiaccio, a dormire sotto le stelle. E lui prende la cosa e descrive questa situazione anche a distanza di tempo con un po' di ironia, tanto che descrive anche uno scherzo che lui aveva giocato ad un altro emigrato. Diceva che racconta che una sera, mentre se ne stava al caffè, a stomaco vuoto, con la prospettiva di un'altra notte appunto sotto le stelle, incontra un altro emigrato veneziano che gli offre da bere in cambio appunto di un alloggio gratuito, e Zolli subito accetta immediatamente dicendo che lui conosce il generale Eusebio Bava, che è generosissimo con gli emigrati, e quindi bevono per tutta la sera. Verso mezzanotte i due si incamminano verso i giardini pubblici e qui Zolli indica al suo compagno appunto l'alloggio che gli aveva promesso, che era un pezzo di giardino sotto appunto la statua del generale Bava. Zolli poi è tra i fortunati perché prima riceve l'aiuto di Cavalletto, quindi del Comitato Politico Centrale Veneto, riesce ad ottenere un aumento di sussidio e riesce anche poi nel 1862 viene nominato professore di aritmetica al liceo di Benevento, quindi è uno dei pochi che riesce ad ottenere un impiego, ma moltissimi altri invece fanno veramente fatica a sbarcare il lunario, si trovano in difficili condizioni e quindi tempestano i vari comitati veneti, quindi comitati di emigrazione, con richieste di aiuti, con richieste di sussidio perché sono malati o perché hanno a carico mogli e figli, chiedono magari anche dei vestiti per poter affrontare l'inverno, chiedono delle medicine. Quindi la situazione anche di chi decide di emigrare non è facile. Alcuni sono costretti ad entrare in Veneto, però molti di questi comunque poi parteciperanno alla guerra del 1866, la terza guerra d'indipendenza, e finalmente riusciranno a raggiungere quello che era il loro scopo, ossia rientrare nel loro paese, rientrare in Veneto finalmente da vincitori e da liberatori.